Ragazzi, buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi sono tornato a pesca in terra veneta, in uno spot che avete già visto in qualche video precedente, e non sono da solo, sono con l'amico Filippo. Siamo arrivati giù a metà mattinata circa e ci siamo subito piazzati, abbiamo montato il campo, abbiamo calato le nostre canne perché le previsioni mettevano il meteo un po' ballerino. Infatti abbiamo già preso qualche goccia d'acqua, però per il momento sembra che il meteo si sia un attimo stabilizzato. Siamo verso la fine di settembre e le temperature sono finalmente calate un pochino e la temperatura dell'acqua si aggira verso i 22 gradi. Il fiume è in perfette condizioni, anche se c'è dello sporco superficiale e ci sono delle alghe di questo tipo che viaggiano nella corrente, quindi abbiamo utilizzato 2 tendifilo per canna per cercare di tenere il filo più basso possibile. Nel caso dovessimo riscontrare problemi importanti a rimanere in pesca, vedremo come cambiare la situazione e calare al meglio le nostre canne. Per il momento non abbiamo avuto catture, siamo ormai a circa metà pomeriggio e niente, stiamo a vedere cosa succede e noi ci aggiorniamo più tardi. Allora ragazzi, pescata che si sta rivelando più complicata del previsto, perché purtroppo, anche se non sembra, sta venendo giù dello sporco che ci sta spostando i fili terminali, e nonostante l'utilizzo di 2 tendifilo, purtroppo adesso siamo andati a recuperare le canne ed eravamo completamente fuori pesca. Per fortuna è venuto a trovarci un caro amico, Terry, e grazie al suo aiuto stiamo praticamente andando a breccare le canne in modo da evitare appunto che il filo entri in acqua, e anche perché purtroppo la situazione è questa: molto detrito di queste alghe che, anche se non sono, diciamo, tenaci, perché comunque con la tensione del filo della treccia si riescono a tagliare, purtroppo però poi quando si accumulano veramente tanto coi tendifilo, col peso, la corrente e via dicendo, ci mettono completamente fuori pesca. Questo è un terminale di Filippo che ho appena recuperato, che lui è uscito con Terry a breccare la prima canna. Quindi niente, adesso stiamo ricalando prima del buio tutte e 6 le canne, e con la tecnica della breakline, sempre negli stessi spot, perché comunque gli spot che abbiamo identificato li stiamo reputando validi, e speriamo che nella notte, evitando questa presenza di erba che ci sposta i fili, riusciremo a catturare qualche pesce. Niente, ci aggiorniamo più tardi, speriamo con qualche cattura, altrimenti ci vediamo direttamente domattina. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, siamo già al primo pomeriggio, ci siamo posizionati, ci abbiamo messo un pochino di tempo in più perché, come vedete dalle mie spalle, come vi avevo anticipato, stiamo pescando completamente a breakline. Oggi la situazione è sicuramente migliore dell'ultima volta che siamo venuti. I detriti in sospensione non sono così numerosi come l'altra volta, però abbiamo deciso comunque di approcciarci a questa tecnica. Per il momento ancora nulla, siamo in pesca da circa un'ora e mezza, ci siamo posizionati, abbiamo pranzato. Adesso vi faccio vedere un attimino
come mi sono organizzato per pescare a breakline e poi dopo nel caso ci riaggiorniamo più tardi in caso di cattura. Allora ragazzi, vi faccio vedere come mi sono posizionato per pescare completamente a breakline. Mi sono procurato dei picchetti piuttosto alti per tenere le canne, non dico in verticale, ma con le punte rivolte verso l'alto, in modo che il filo sia più alto e staccato dall'acqua possibile. Mi sono procurato, cosa che mi mancavano, degli sganci con la possibilità di essere inclinati, in modo che l'angolo tra l'avvisatore e il filo sia più lineare possibile. Dopodiché ho imbobinato sui mulinelli la treccia, in questo caso una treccia dello 0,26, in modo da avere un contatto più diretto col pesce in fase di combattimento e con il mio piombo, il mio terminale. Adesso ve li faccio vedere più da vicino e niente, in questa maniera abbiamo i fili completamente fuori dall'acqua, dopodiché ci siamo attaccati a dei rami piuttosto grossi in prossimità delle nostre calate. In fase di partenza il pesce romperà il piccolo pezzettino di nylon dello 0,18 che abbiamo attaccato come congiunzione tra la girella e la nostra lenza. La canna darà un colpo secco, dopodiché andrà in bando tutto il filo, perché ovviamente si appoggerà tutto il filo che abbiamo fuori dall'acqua e entrerà completamente in acqua. In questa maniera il pesce sentirà il fatto del tirare dalla sponda opposta e tenderà immediatamente, o almeno l'ultima volta è successo così e nella maggior parte dei casi capita questo, tenderà ad accentrarsi, quindi a venire a centro canale, centro fiume e a non andare sotto i rami. Niente, adesso stiamo solo aspettando le partenze, vediamo cosa succede. Allora ragazzi, adesso cerco di portarvi a vedere uno spot dove abbiamo calato in breakline per farvi capire come abbiamo agganciato la nostra lenza. Ovviamente in due si riesce a gestire meglio la situazione, soprattutto essendo una situazione di acqua corrente, però si può fare anche da soli. Ovviamente qui ho calato, quindi speriamo di non disturbare troppo lo spot, ma vi voglio far vedere cosa abbiamo fatto. Allora, noi siamo arrivati sul nostro spot, abbiamo attaccato uno spezzone di bava piuttosto grosso a un tronco, a un ramo, una piccola girella a sgancio rapido, che adesso provo di farvi vedere, eccola, e dopodiché tra la girella e la nostra lenza madre, che è questa che arriva direttamente dalla canna, un piccolo spezzone di nylon dello 0,18. Dopodiché avremo la nostra lenza, il nostro shock leader in questo caso, che va giù direttamente sul piombo, e avremo tutta la lenza, esattamente, si vede, fuori dall'acqua fino alla nostra postazione. Così facendo, quando il pesce abboccherà, spezzerà quel piccolo spezzone appunto di nylon dello 0,18 e saremo liberi di combattere il pesce. E saremo tranquilli per tutta la giornata e tutta la notte che nessun detrito finirà sulle nostre lenze. Allora, qui ho posizionato appunto la prima canna, dopodiché la seconda canna l'ho posizionata esattamente in questa rientranza, in quest'ansa creata
dagli alberi che cadono in acqua. La terza canna sotto quei rovi vicino all'albero. E la quarta canna l'ho posizionata a ridosso di quella legnaia laggiù. L'ultima canna che vi ho fatto vedere l'ho calata con un innesco a doppia Tiger, le stesse che ho utilizzato per la pasturazione. Questo perché nell'ultima pescata che abbiamo effettuato, le due carpe che abbiamo lasciato riposare qualche ora prima delle luci della mattina per fare le foto nella sacca avevano espulso le Tiger con cui avevo pasturato nelle mie zone di pesca. Di conseguenza questa pescata mi sono portato appunto la quarta canna, nonostante siamo in due, e l'ho voluta leggermente allontanare dagli spot che di solito battezziamo per calare le canne, e l'ho innescata e pasturata esclusivamente con le Tiger. Spero che questo mi possa ripagare già nel pomeriggio o nella prima serata. Niente, adesso è giornata stupenda, si sta veramente bene, nonostante siamo ai primi di ottobre, sembrano veramente giornate primaverili. Il posto è stupendo, uno dei posti più belli dove abbia mai pescato, almeno a mio gusto e parere. Niente, adesso ritorno in postazione da Filippo, si starà preoccupando perché mi sto allontanando dalla postazione, e niente, ci aggiorniamo più tardi. A dopo. Ragazzi, buongiorno. Il risultato della nostra notte di pesca. Purtroppo la pescata in generale è stata un po' avara, comunque due bei pesciotti siamo riusciti a tirarli fuori. Una stanotte prima di andare a dormire, quella di Filippo, con la canna calata a circa 1,70 m di profondità su una boyless singola del 24, giusto? Esatto. Invece la mia stamattina all'alba, che ha mangiato su una bilanciata da 15 mm alle spezie della nuova linea Reactor Bite. E niente, adesso li andiamo a ricalare, anzi andiamo a rilasciare. Siamo un po' provati perché ieri il meteo è stato abbastanza ballerino, stamattina è venuto fuori un sole allucinante, un gran caldo, quindi andiamo a lasciare le carpe, smontiamo l'attrezzatura e andiamo verso casa. Aggiornamento live proprio mentre stavamo rilasciando i due pesci della notte. È venuta a trovarci anche questa piccola regina. Dai, è stata una bellissima pescata e devo dire promosso.